Buonasera, benvenuti a una nuova edizione di Cronache Venete. Iniziamo subito con la presentazione del nuovo centro di accoglienza per anziani a Meolo. Vediamo i dettagli nel servizio. Il comune di Meolo ha un nuovo centro di servizi per anziani, I Tigli, una casa di accoglienza abilitata ad ospitare ben 120 persone non più autosufficienti e altri 15 all'interno del centro diurno. Una struttura importante, costata più di 3 milioni di euro, realizzata in un tempo di circa 3 anni insieme all'esperienza del centro servizi per anziani di Meolo. È una struttura che ospiterà 120 anziani, è una struttura pensata come centro residenziale ma aperto al territorio, nel senso che non sarà una struttura chiusa ma permetterà di abbinare i servizi residenziali ai servizi domiciliari che sono sul territorio qua del comune di Meolo. È stata pensata in modo innovativo, nel senso che i servizi che verranno erogati avranno come focus il benessere della persona, quindi c'è tutta una serie di servizi, diciamo così, di supporto che vanno da una specie di sala benessere per quanto riguarda dei bagni assistiti di un certo livello anche per anziani, a tutti i servizi classici però diciamo così, costruiti secondo una logica di attenzione ai bisogni della persona anziana. Questa struttura comunque avrà un costo molto importante per chi verrà qui. Ci sono già dei metodi, delle diminuzioni, magari dei costi per le persone che magari in questo periodo hanno anche dei problemi ad affrontare delle spese grosse? Sicuramente una parte degli anziani nostri ospiti una parte di questi nostri anziani verranno, diciamo così, assistiti anche dal comune di Meolo, dall'amministrazione comunale di Meolo, che metterà a disposizione delle tariffe agevolate. Così come c'è un impegno anche della regione nel dare le impegnative per abbattere i costi della retta, e questo diciamo che è positivo per quanto riguarda il nostro servizio sociale. Direttore, lei è nuovo di questa zona ma sembra avere le idee molto chiare, ha sottolineato più volte l'importanza di creare dei servizi per i cittadini, per il territorio. Ecco, ci lasci un commento su questa struttura molto ampia che è stata realizzata in così poco tempo. È una bellissima struttura. Io provengo dal mondo dei centri di servizi, dal mondo delle case di riposo. Faccio i complimenti all'amministrazione comunale e a tutti coloro che sono impegnati per realizzare questa struttura. In questo territorio abbiamo bisogno. Questa è la prima struttura che è partita durante il periodo che io sarò alla guida di questa azienda, ma stiamo già lavorando con gli altri sindaci perché al più presto tutto il territorio del Veneto orientale sia dotato del numero di posti letto che ha diritto di avere. L'assessore regionale oggi si è impegnato ad avere un occhio di riguardo per questo territorio che per anni è stato un po' trascurato. Qui mancano molti posti letto, circa 700 posti letto nel settore dell'extra residenzialità, cioè case di riposo, e il nuovo piano sociosanitario approvato dalla Regione Veneto guarda con grande interesse a queste strutture, perché le strutture cosiddette intermedie come queste diventano proprio lo sfogo per gli ospedali, che dovranno rispondere sempre più alla fase dell'acuzia, mentre la fase della riabilitazione avverrà più sempre in queste strutture. Quindi il rapporto tra la mia azienda, l'azienda sanitaria e queste strutture in futuro sarà sempre più di collegamento e un rapporto sempre più intenso.